Sapete perché Giovanni Brusca sulla faccia il giorno dell'arresto è a tratti sanguinante? Tanti pensano che sia stato picchiato dai poliziotti che lo hanno appena arrestato ad Agrigento, nella villetta, a Cannatello. E invece no! Quando Brusca fu in una stanza della questura di Palermo per il riconoscimento ufficiale dopo la cattura, entrò un familiare di uno dei 3 poliziotti di scorta vittime della strage di Capaci. Afferrò da un muro un quadro con la foto di Giovanni Falcone e lo spaccò sulla faccia di Giovanni Brusca. Poi, quando si è pentito, Brusca ha commentato: capisco l'emotività e il dolore, ma in certe occasioni non bisognerebbe consentire questo tipo di incontri. Sì, Giovanni Brusca, 20 anni addietro, il pomeriggio del 23 maggio 1992, è stato qui, appostato sulla collinetta che domina sulle bivio di Capaci, lungo l'autostrada Palermo-Trapani. Lui lavorò per nascondere il tritolo sotto l'asfalto e poi premette il pulsante del telecomando che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Falcone rientra da Roma, dal Ministero della Giustizia, dove si è trasferito per disintossicarsi dal veleno di Palermo, da ciò che fu ribattezzato il Palazzo dei Veleni. Congiure e tradimenti, gli stessi che anche Paolo Borsellino avrebbe confidato alla moglie prima di morire, 57 giorni dopo Falcone. Dopo l'omicidio Lima, 12 marzo 92, Giovanni Falcone commentò: adesso tutto può succedere, forse un presagio. E infatti, prima della partenza alla volta di Roma, Giovanni Falcone rispose così: paura di morire? Ma io sono un siciliano vero. Per me la vita vale quanto il bottone di questa giacca. Oggi le navi degli studenti che approdano a Palermo, capitanate dal procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, l'intervento del Presidente della Repubblica Napolitano e del Consiglio Monti, le iniziative di commemorazione, il ricordo, le riflessioni e poi le indagini. Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza sul rifornimento dell'esplosivo, determinanti, tanto che il capo della procura di Caltanissetta, Sergio Lari, ha dichiarato: non aggiungo nulla di più, perché altrimenti tanti si renderebbero latitanti. A monte di tutto ciò riecheggiano le parole di Falcone, quasi testamentarie, come un anatema contro Cosa Nostra e la sua sopravvivenza. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.